pace. Ebbene, a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Innalzate nei cieli lo sguardo, al numero 101. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo, come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Iniziamo questa giornata nel rendimento di grazie, nella benedizione, nel manifestare la grandezza del Signore e nel affidarci alla sua misericordia. Riconosciamo e confessiamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia il perdono del Signore. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Christe eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che vedendo l'uomo precipitato nella morte, hai voluto redimerlo con la venuta del tuo Figlio unigenito, concedi a coloro che confessano con pietà sincera la sua incarnazione di condividere anche la gloria del Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore».
e si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta. L'arco dei forti s'è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Alleluia. O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Signore. In quel tempo Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le 2 letture che abbiamo ascoltato oggi avete visto come si richiamano l'un l'altra e come certamente Luca nel scrivere il Magnificat si è rifatto, si è ispirato al cantico di Anna che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Entrambi queste letture ci mettono in evidenza come c'è un'iniziativa di Dio, un primato, Dio che per primo opera verso di noi gli uomini, che privilegia ed esalta i deboli, gli affamati, chi non ha motivo di vantarsi davanti a Dio e quindi è più capace di riconoscere i doni di Dio come tali, cioè come doni. Chi è capace di donare non è chi ha tanto, appunto, ma chi sa di essere stato graziato, di aver ricevuto tanto da Dio.
Questo apre il cuore alla gratitudine, non tanto la quantità di beni che possediamo. E questo ci consente anche di entrare in un atteggiamento di condivisione, in comunione, di disponibilità, di servizio, proprio renderci conto come Dio ha scelto persone come noi. Non siamo persone che hanno chissà quale titolo di studio nella società, persone forse, come tutti forse, normali, con la nostra persona, la nostra intelligenza, la nostra personalità, con i nostri limiti, ma persone che nel momento in cui noi riconosciamo quello che noi siamo, direbbe San Leopoldo, umili, l'umiltà è la verità di noi stessi, riconosciamo chi siamo veramente. Papa Francesco, nello scrivere un documento riguardo al grande filosofo Pascal, diceva: la sublimità è la miseria dell'uomo. Sublimità perché creato a immagine e somiglianza di Dio, voluto da Dio come figlio; miseria perché conosciamo quanto siamo deboli, difettosi, tutto quello che ognuno di noi sa di se stesso. Ma questo uomo sublime, chiamato figlio di Dio e misero, Dio ha guardato. La Vergine Maria dice, ha guardato l'umiltà della sua serva, ha guardato la piccolezza di questa giovane donna, di questa ragazza. Non era figlia di re, non era una persona, a quel tempo le donne non avevano una cultura, era una giovane donna alla quale Dio ha guardato. E qual è la risposta di Maria a questo sentirsi guardata, sentirsi amata, sentirsi, come dire, prediletta da parte di Dio? Cioè che Dio per primo ha guardato a lei, a questa giovane ragazza, è la sua bassezza, la sua piccolezza, la sua umiltà, come dice il Vangelo. E di fronte a questa consapevolezza della Vergine Maria, spero che sia anche in noi questa consapevolezza, da questo nasce questo inno che forse è il più bello, se pensiamo al Nuovo Testamento, ma anche all'espressione di una vita di relazione con Dio. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Magnificare. Noi prendiamo la parola Magnificat per indicare il nome della preghiera, ma magnificare è qualcosa di molto più di una parola, Magnificat, il titolo. È dire a Dio: tu sei grande, Signore. Dire di Dio che Lui fa cose grandi, riconoscere la sua grandezza e proclamarla. Non che Dio abbia bisogno della nostra lode, del nostro parlare per essere grande, no. Lui è onnipotente e grande per sé, per la sua stessa essenza, la sua natura, ma chiede a noi di essere coloro che lo riconoscono e lo proclamano grande. Ma lo riconosciamo, proclamiamo grande perché? La Vergine Maria porta tanti di questi fatti, esperienze, spiega la potenza del suo braccio, disperde i superbi, rovescia i potenti, innalza gli umili e così via. La sua esperienza, una giovane donna che è stata guardata con amore, preservata per una grande vocazione, la sua esperienza della sua piccolezza, della sua bassezza, che è diventata, potremmo dire, la calamita che ha attirato ancora di più Dio su di lei. E riconoscere che tutto questo lo ha fatto Dio. Signore, tu sei grande. E penso che questo, atteggiamento dello spirito di Maria, questo atteggiamento del riconoscimento della propria piccolezza e dall'altra parte della grandezza dell'opera che Dio compie, dovrebbe essere anche il nostro. Tante volte noi ci troviamo in difficoltà,
con la nostra piccolezza, non riusciamo ad accettarla. Ci troviamo in difficoltà con i nostri limiti. Questa lettura forse ci fa capire una cosa che è importante. Quello che ci apre il cuore e quindi ci mette in un atteggiamento diverso nel vivere la nostra giornata è iniziare la giornata con la lode, lodando, beneficando, magnificando il Signore. Qualcuno dice che è un potente antidepressivo, la lode, perché quando ci rendiamo conto di chi è Dio, di quello che ha fatto per noi, e lo lodiamo, lo benediciamo, lo magnifichiamo, il nostro cuore davvero si apre, perché riconosciamo che tutto ci viene da Lui e che Lui ha fatto già delle grandi cose con noi e che continuerà a farlo, perché Lui è fedele e ci ama, ci ha amato per primo e continuerà ad amarci e vuole condurci alla gioia di essere Suoi figli fino al cielo. Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Fiduciosi nella Tua misericordia, Signore, veniamo con doni al Tuo santo altare, perché, purificati dalla Tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la Tua misericordia in Cristo, nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della Sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della Tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, e i presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Giuseppe Ada e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, finora e sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, Ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Ci rafforzi, o Signore, la partecipazione al tuo sacramento, perché con opere di giustizia possiamo andare incontro al Salvatore che viene e ottenere il premio della beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore andate in pace. Giovane donna, 165. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce del silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgeva con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria.
sanctificame